Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match. Come sempre per una puntata dai più argomenti, inizieremo dall'attualità, parleremo di economia e poi ci sposteremo a Venezia e quindi parleremo poi ancora di attualità per il clima, parleremo di siccità e in chiusura, Armando, parleremo anche dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Allora, una puntata come sempre a 360 gradi, ma come dire, con un occhio di riguardo ai cittadini anche, no? Soprattutto noi lo facciamo perché per divulgare un po' di quello che si chiama cultura, cultura di attualità, ma anche la cultura, la vecchia storia, che spesso viene raccontata in maniera molto superficiale. Quindi abbiamo degli storici molto importanti che ci riescono a far penetrare in quello che è stato il momento storico della nascita del fascismo e quelli che sono stati le cause di questo evento. Ma poi naturalmente parliamo anche della siccità, dell'acqua che manca, chissà quando arriverà, piovigina, ma speriamo che continui. Ci vorrebbero, come vedremo poi successivamente, almeno 50 giorni di pioggia naturale per riuscire a compensare la siccità che c'è adesso, quindi le falde sono praticamente vuote. Ma poi parliamo di un virus, il virus delle banche, perché mi pare che dopo il coronavirus è arrivato quello delle banche. L'Italia ormai è periodicamente vessata da questa crisi bancaria e l'abbiamo visto perché ne abbiamo parlato più volte della crisi delle popolari, ma prima ancora era la crisi del Banco Ambrosiano e poi successivamente ci sono queste crisi internazionali ormai che si ha una strana impressione che siano programmate, progettate proprio e create appositamente. Il percorso è quasi, diciamo, ormai con i software si può anche stabilire la nascita e la morte di una crisi, di conseguenza la fiducia nei confronti delle banche sta crollando totalmente. Però c'è un particolare che dobbiamo mettere i soldi in banca e siamo costretti a metterli in banca, perché guai se tu li tieni o li investi in maniera diversa. E allora naturalmente di questo parliamo adesso perché abbiamo degli ospiti che ci riusciranno a far capire cosa sta succedendo nelle banche a livello mondiale. Parliamo delle banche tedesche che sono estremamente alla crisi, ma per meccanismi naturalmente di investimento che vanno a vantaggio dell'economia tedesca. Noi siamo un po' più stupidini perché ci fidiamo degli altri e poi invece l'Inghilterra sta subendo un collasso, un salasso da parte del mondo arabo che sottrae denaro, quindi ha poca fiducia e tutta questa diciamo, sgretolamento dell'economia purtroppo, anche se non viene detto, nasce da questo conflitto. Nessuno si fida più di nessuno e questo naturalmente va a penalizzare le banche stesse, ma soprattutto chi nelle banche ha investito. E appunto abbiamo con noi tre importanti personaggi, protagonisti dell'economia italiana. Certo, che ci aiuteranno un po' a raccontare, a spiegare quello che sta accadendo, perlomeno cercare di capirne le ragioni. Saluto in studio il professor Alberto Lanzavecchia. Buonasera, professore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie di essere tornato qua nei nostri studi, è docente di finanza strategica all'Università di Padova. E saluto qua in studio l'avvocato Fulvio Cavallari. Buonasera, avvocato Cavallari, grazie di essere qua anche lei. Lei è un avvocato dell'Adusbef del Veneto, quindi l'associazione che, come dire, si occupa
delle persone, diciamo, dei cittadini nei rapporti con le banche, diciamo, sostanzialmente. E saluto Francesco Pontelli, buonasera. Francesco, grazie anche a te di essere tornato. Grazie. È un collega, un giornalista economico, è un economista che interpelliamo quando abbiamo bisogno appunto di, come dire, di decifrare un po' quello che sta accadendo. Allora abbiamo accennato, Ermanno, così sommariamente quello che è avvenuto in queste ultime settimane. Ci sono stati dei fallimenti, il più eclatante quello della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, ma poi ce ne sono stati altri di banche di dimensioni minori, e poi si sono manifestati nel giro di pochi giorni delle crisi qua in Europa, con diciamo, coinvolti degli istituti. Inaspettatamente per la prima volta c'è una banca svizzera che va in crisi. Come mai? Diciamo, la Deutsche Bank è in crisi. Allora, stiamo parlando diciamo, di nomi conosciuti, di banche importanti, e soprattutto la Svizzera, il fatto che sia un istituto svizzero, come dire, fa pensare, no? Visto che la Svizzera per tanti anni è sempre stata considerata un po' la patria, no? del sistema bancario. Ma ultimamente non più, perché hanno preso il sopravvento le banche inglesi, quindi le banche svizzere hanno riversato sulle banche inglesi, grazie anche al Brexit, quella situazione finanziaria, e si è creata una sorta di, diciamo, osmosi con le banche inglesi. Anche perché le banche svizzere sono state desecretate, e quindi il problema è che se hai soldi in Svizzera sei aggredibile, non più come una volta, dove erano completamente, diciamo, non erano trasparenti. Oggi la banca svizzera, anche a fatica, ma comunque prima o dopo il fisco italiano o il fisco di altri paesi può accedere e quindi sapere meglio. Questo ha indotto le banche svizzere a spostare determinate operazioni in banche più sicure, e ritenevano che queste banche fossero prevalentemente, poi in altre ancora, prevalentemente le banche inglesi. Questa è un po' la strategia che nel frattempo sono emerse delle crisi, ma che la Deutsche Bank fosse in grave situazione finanziaria lo si sapeva da decenni, ma anche gli inglesi sanno mettere e i tedeschi sanno mettere, diciamo, una pezza sopra a queste situazioni. Però adesso dobbiamo vedere se è una crisi che si avvicina a quella del 29 oppure è una crisi passeggera, per riuscire in queste, diciamo, esplosioni, in questa depressione finanziaria. Naturalmente le banche ci guadagnano sempre, e quanto ci rimetteranno poi i cittadini. Ma lasciamo la parola ai nostri ospiti. Certo, certo. Allora, anzi, prima di farli intervenire, abbiamo preparato un servizio introduttivo che racconta un po' quello che è successo in queste ultime settimane, così dopo lo commentiamo assieme. Vediamo. Sta per esplodere una nuova crisi finanziaria? I più pessimisti ne sono convinti. Il fallimento di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti ha aperto il vaso di Pandora nel settore bancario americano. In Europa le difficoltà di Credit Suisse e di Deutsche Bank hanno aiutato ad alimentare le preoccupazioni. Ma Silicon Valley Bank era un caso a sé, oppure ha fatto sentire i suoi effetti anche da questa parte dell'oceano? Certamente quasi tutti i clienti della banca californiana erano società locali di venture capital in campo tecnologico, le loro start-up, ma a 15 anni dal crack di Lehman Brothers il sistema finanziario occidentale sembra nuovamente in difficoltà. Il fallimento della banca californiana, seguita a ruota da altre banche di medie dimensioni negli Stati Uniti, ha anticipato di qualche giorno in Europa le crisi dei due colossi bancari come
come Credit Suisse e Deutsche Bank. Di fronte alla sbandata di questi colossi del credito, i vertici europei hanno subito rassicurato. Deutsche Bank ha modernizzato e riorganizzato in modo sostanziale il modo in cui lavora ed è una banca molto redditizia, non c'è motivo di preoccuparsi, parola del premier tedesco Olaf Scholz, secondo cui il sistema bancario dell'Unione Europea è robusto e sicuro e possiede le strutture di controllo necessarie. Il sistema è sicuro, il sistema è solido, non ci sono problemi. Lo abbiamo sentito dire altre volte, ma se crolla la fiducia, la crisi è destinata ad allargarsi a macchia d'olio, facendo altre vittime illustri. Una crisi di fiducia che è a corso veloce nei social e alimentata anche dalla situazione internazionale. Se si pensa al blocco produttivo occidentale dopo le sanzioni economiche alla Russia, con arabi, cinesi e russi che nella primavera dello scorso anno se ne sono andati dalle banche inglesi, e poi il blocco o la confisca delle riserve valutarie russe e degli investimenti degli oligarchi, tutte mosse che hanno causato lo spostamento di enormi capitali e una conseguente sfiducia mondiale nel settore bancario. Sono venuti meno, insomma, quei capisaldi dell'economia mondiale che davano fiducia e garanzie al sistema. Negli anni 60 Enrico Mattei faceva accordi e contratti con l'Unione Sovietica. Eravamo nel pieno della guerra fredda, a un passo dal conflitto nucleare con la crisi dei missili a Cuba, ma non per questo sono state tagliate le condutture che portavano il gas dalla Siberia all'Italia e tantomeno si congelavano pagamenti e capitali. Oggi abbiamo visto invece che il taglio dell'energia e il blocco dei capitali è stata la prima mossa messa in campo, perché con i soldi pagati per il gas a Putin la Russia poteva investirli nella guerra in Ucraina. Negli anni 60 il denaro corrisposto a Mosca non veniva utilizzato anche per lo sviluppo dell'arsenale nucleare sovietico? Oggi la guerra non è più solo un conflitto armato, ma anche e soprattutto un conflitto finanziario. Se il capitale più importante per le banche è rappresentato dalla fiducia dei suoi clienti, depositanti e investitori, se questa viene persa può accadere veramente di tutto, anche le bank run, le corse agli sportelli, come abbiamo visto in queste ultime settimane negli Stati Uniti e in parte anche in Europa. Bene, Alberto Lanzavecchia, ci vuole da fare un approfondimento di questa crisi che sta avanzando abbastanza velocemente e se ci sarà una capacità di tamponare questa situazione, visto che già il governo svizzero lo ha fatto nei confronti della banca svizzera, le altre nazioni si muoveranno, hanno diritto di farlo in Europa? Allora, bisogna premettere che le banche sempre sono fallite, stanno fallendo in questi giorni e falliranno ancora. È implicito nel loro mestiere. Sono attività rischiose e questo rischio viene moltiplicato dalle congiunture del momento. Ricordiamoci che se non fosse rischiosa la banca non genererebbe utili, ma se non ha utili non può pagare gli stipendi e gli affitti delle proprie sede, oltre che i lauti manager, compensi ai manager. Quindi deve essere rischiosa l'attività, altrimenti non si guadagna nulla. Il fatto è che i depositi non devono essere rischiosi, altrimenti, come giustamente avete detto, la gente non ha fiducia e non fornisce il capitale alle banche affinché facciano le loro attività. Ma cosa fa una banca? Beh, o presta del denaro, quindi eroga crediti, o investe sui mercati finanziari, compra attività finanziarie, obbligazioni, azioni, derivati negli ultimi tempi. Ecco, innanzitutto chiariamo che quindi le banche possono saltare perché hanno sbagliato i propri investimenti, hanno prestato con dei crediti a persone fisiche, ma molto più spesso a imprese che poi non sono in grado di ripagare i debiti. Questa è la crisi che porta dei buchi negli attivi, no? Quindi la banca ha prestato dei soldi che non tornano più indietro. In gran parte il motivo anche dei fallimenti delle banche qui vicine, quelle venete. Poi qual è l'altro motivo per cui le banche falliscono? I depositanti o chiunque gli ha prestato il denaro, anche le banche si prestano i denari tra di loro, rivogliono indietro i propri soldi. A questo punto la banca deve far fronte agli impegni di restituire a vista, a richiesta, i soldi ricevuti. Quindi non ha sbagliato gli investimenti, semplicemente non ha i soldi, non ha la liquidità pronta, disponibile per restituire i soldi. Questo è quello che è successo invece con Lehman Brothers.
e tutte le crisi di liquidità successive. Cioè ogni banca rivoleva indietro i propri soldi, le banche ce li avevano investiti in mutui, ma non necessariamente sbagliati o da stracciare, semplicemente bisogna aspettare 20 anni per avere indietro un mutuo casa 20 anni e non domani ridammi indietro i miei soldi. Qui è entrata in gioco la Banca Centrale Europea che ha detto ci penso io, presto il denaro a chiunque me lo chieda dandomi un po' di garanzie. E poi arriviamo ai giorni nostri, alla Silicon Valley Bank. Qui occorre una lezioncina fatta settimana scorsa, quindi alla seconda settimana di un corso base, ma che più base non si può dire ai nostri spettatori la Silicon Valley Bank dove si trova e che area? Lo do, scusate, per acquisito dal vostro bellissimo riassunto. Silicon Valley è una valle in California e quindi Stati Uniti d'America, costa pacifica. È una banca che quindi aveva una su un sua settore particolare. Sì, allora è vero, come avete detto nel vostro servizio, è che aveva come clientela le imprese della tecnologia americana. In quella valle sono nate la Apple, la Cisco System, l'Adobe, tutta la tecnologia basata su internet nasce lì. Quindi questa banca necessariamente, dato il territorio, non avendo il Prosecco ma i chip, la sua clientela è quella di aziende tecnologiche. Però non sono state le aziende tecnologiche a non rimborsare i propri debiti e quindi una crisi dell'attivo, dei crediti. E invece è successa una cosa tecnica, se vogliamo, e cioè vi ricordate i tassi, no? Stanno salendo, l'avete visto in casa, nei vostri mutui, l'avete sentito, o l'ultima emissione del nostro governo che ha emesso titoli di Stato ormai a cifre anche che allineate con l'inflazione, 7% e giù di lì. Cosa succede quando i tassi salgono? È che i prezzi delle vecchie obbligazioni che avevano tassi più bassi, cedolari all'1, al 2, al 3%, erano i tassi che avevamo fino a qualche tempo fa. Ecco, sul mercato per convincere altri investitori a comprare un titolo che ti offre il 3 quando i nuovi rendono il 7, te lo devo svendere, ti devo convincere a comprare un titolo che ha una cedola del 3 quando potresti prendere i nuovi al 7. Vado in svendita. Quindi pensate a quanta massa di obbligazioni sono state messe negli ultimi anni a tassi bassissimi, che sono stati acquistati dalle banche, che adesso valgono il 10, il 20% in meno, perché devono compensare la cedola. Ecco il punto chiave di queste banche e di come si sta trasferendo il rischio di banca in banca, perché chi più chi meno, tutte le banche sono imbottite di obbligazioni, di titoli di Stato a tasso fisso, ma emessi tanti anni fa a tassi dell'1%, del 2%, quindi quelle obbligazioni lì valgono molto ma molto meno. Silicon Valley Bank quindi aveva, come molte banche italiane, europee incluse, pieni i propri investimenti, pieni i propri portafogli di titoli a reddito fisso e per matematica elementare delle obbligazioni i prezzi si sono svalutati. Ma non è tutta qui, poi se volete ve la racconto dopo. Comunque questa è una prima concausa tecnica che potrebbe interessare anche altre banche, perché questo meccanismo di prezzo delle obbligazioni vale per tutti. Per inciso, se qualcuno di voi ha dei fondi obbligazionari, andatevi a leggere quanto state perdendo negli ultimi mesi, perché è così per tutti. Poi c'è un'altra causa, ma me la tengo se vuole monopolizzare. Secondo. Fulvio Cavallari, questo. Tante parole, mi sembra che abbia detto quasi tutto. Cioè, il problema della Silicon Valley Bank. Come si difende un cittadino che investe e viene invitato a investire, viene sollecitato e poi si trova senza denaro? L'abbiamo già visto con le Popolari di Vicenza piuttosto che con altre banche. Vabbè, ci sono alcuni consigli base, direi che sento di potermi dare, quando ci si avvicina a un investimento è chiaro che il 99% delle volte lo si fa o tramite il proprietario finanziario oppure tramite lo sportello bancario. Io consiglio sempre, per quanto bassa sia la cultura finanziaria, l'educazione finanziaria della gente, e questo si può capire, di prendere il pacchetto di carte, portarselo a casa, studiarselo molto bene, capire dove vanno a finire i tuoi soldi veramente. Poi magari si torna allo sportello, si ascolta quello che ha da dire l'operatore o il collocatore e poi si fa un ragionamento e si traggono le conclusioni. Diciamo che quello che accade molto spesso è che si firma in fiducia. Quando la gente viene, ma io mi fidavo del tale, mi fidavo di quello del tal'altro, l'operatore lo conosco da tanti anni.
è un modo di fare che secondo me va un po' superato. Perché? Perché molte volte l'operatore dello sportello è straconsigliato dalla dirigenza di collocare determinati prodotti, che è poi quello che sappiamo essere accaduto con le Popolari Vicentine e con Veneto Banca. Quindi la prima cosa da fare per autotutelarsi è questa, cioè per quanto difficile sia, e me ne rendo conto, cercare di capire dove vanno a finire i tuoi soldi, perché da noi vengono persone che a distanza di anni, ad esempio, non hanno ancora capito dove sono finiti i loro soldi. Questo è il problema, quindi so che non è facile, a dirsi sembra più facile che a farsi, ma è uno sforzo che dobbiamo fare trattandosi dei nostri risparmi, perché altrimenti si corre il rischio di finire preda, è molto facile anche, di personaggi con pochi scrupoli, ed è accaduto molte volte. Sì, ma non si può fare una sorta, quello che si chiama il giardinetto, l'orticello, cioè avere un po' di diciamo investimenti differenziati, sì. O questo alla fine non serve a niente? Ma molte volte il problema qual è? Che l'operatore finanziario, il promotore finanziario, il collocatore vende dei pacchetti preconfezionati, dei prodotti, si chiamano prodotti, fondi, quindi non è che effettivamente, salvo che tu non sia un operatore diciamo di borsa, fai no, te lo preparano prima. Quindi a quel punto là è come andare diciamo, dal bottegaio e comprare un prodotto già preconfezionato. So che non è facile, ripeto, però lo sforzo che va fatto, qui c'è anche una larga parte di responsabilità del nostro sistema scolastico che non ha mai fatto educazione finanziaria, è quella di cominciare a capire, perché si tratta dei nostri soldini. Certo. Ecco, questo è il punto fondamentale. Poi purtroppo si ha a che fare con persone a volte anziane, in pensione, 99 su 100 delle volte, guarda caso, ci si rivolge a una certa platea, a un certo tipo di pubblico, ed è molto facile che quel tipo di persone insomma, ci caschino prima, insomma, questo è quello che accade poi nella pratica e nella realtà, quindi il consiglio mio è sempre quello di provare a studiarselo un po' prima. Certamente. Pontelli, ma tutto questo movimento a livello internazionale, a livello mondiale, di soldi prelevati dalle banche inglesi piuttosto da quelle svizzere, eccetera, è un preludio di una depressione in arrivo, oppure sarà possibile bloccare questa evoluzione? Rispetto al 2008 la Fed si è mossa, ha messo in sotto garanzia determinate banche, si è mossa a differenza di lasciare, come ha fatto nel 2008, lasciar fallire Lehman Brothers. Il problema è che purtroppo la finanza e il sistema bancario è talmente complesso che per quanto uno possa cercare di tamponare un buco se ne aprono altri 10 per un semplice motivo. Periodi di crisi mettono in difficoltà le banche quelle più esposte. Credit Suisse erano 2 anni e mezzo, perché non è vero che Credit Suisse fosse una banca che godesse di una grande reputazione. Non dimentichiamoci che il 27 giugno 2022 è stata condannata per riciclaggio a favore di un narcotrafficante bulgaro, cosa per la prima volta successa nella Confederazione Elvetica. Ha avuto il CEO che faceva spiare i propri manager attraverso un'agenzia di investigazioni, è stata coinvolta nel scandalo in Africa relativo ai riciclaggi e via di seguito. Quindi era una banca che erano 2 anni e mezzo che era nell'occhio del ciclone ed evidentemente grazie ad un management di pessimo livello si è trovata in difficoltà quando sono venute a crearsi situazioni internazionali di difficoltà. Di Deutsche Bank si sapeva, per cui è evidente che qualsiasi sia la difficoltà internazionale, la prima in Europa a pagarla è Deutsche Bank, anche se nel 2022 ha presentato un bilancio di attivo di 5,2 miliardi e poi ti vengono a dire che per 5 milioni di CDS può andare in crisi. Cioè, è proprio una presa in giro evidente. È un falso in bilancio? No, due sono le cose, o i 5 miliardi 2 sono validi per cui non puoi andare in crisi per 5 milioni di credit swap default, oppure qualcosa non torna comunque. È evidente che è una situazione abbastanza ridicola. Il problema delle banche secondo me è molto più complesso. Silicon Valley Bank per esempio era una banca che investiva in start-up. Le start-up i primi 3 anni perdono, è inevitabile. In Italia dopo 3 anni 2/3 chiudono. Negli Stati Uniti, per cui creare un flusso di cassa attraverso le start-up è molto difficile, devi avere molta pazienza. Come diceva giustamente il professore, nel momento in cui qualcuno ti chiede i soldi indietro, tu sei esposto nei confronti delle aziende e ti manca liquidità. Secondo,
Noi abbiamo un problema molto più grande probabilmente che quello che noi usiamo, i depositi a garanzia di prestiti internazionali, perché il sistema bancario adesso ha un grandissimo concorrente che non ha mai avuto fino a 20-25 anni fa, che sono i fondi. I fondi attraggono i grandi patrimoni perché dovrebbero, ovviamente sulla carta, assicurare grandi redditività. Facciamo un esempio: BlackRock è un fondo che ha un patrimonio che è 3 volte e mezzo il nostro PIL, 4 miliardi e mezzo, 4.500 miliardi di dollari, quindi sa 3 volte il nostro PIL. Quando si muovono loro creano tendenza, se vendono tutti, se comprano tutti. Per cui già le sue azioni rappresentano, rispetto a quelle che può fare uno Stato, sono decisamente più forti. Le banche si ritrovano nella gestione patrimoniale questo grande concorrente e quindi entrano anche loro nel mondo finanziario. Nel mondo finanziario ti può andare bene una volta, ti può andare male un'altra. Resta il fatto, per esempio, che quelle italiane che sono state un po' più furbe, il 50% del fatturato delle banche è fatto dai pagamenti per moneta elettronica e tutte le transazioni elettroniche. Non investono in start-up e hanno delle problematiche relative ai fondi obbligazionari, ma come derivati. Perché ricordiamoci che i derivati ora nel mondo sono dalle 8 alle 12 volte il PIL mondiale. Cioè abbiamo montagne di carta messe là che sono a garanzia di garanzia di garanzia di garanzia, e alla fine, come è successo nel 2008, alla fine il tutto dipendeva dal semplice pagamento di una rata di un mutuo. E fatalità, tutte queste crisi nascono dopo periodi di grandissima liquidità a costo zero, per cui, come diceva giustamente il professore prima, le obbligazioni si vendevano, cioè, il fatto stesso che uno Stato ti offra il 110% di bonus fiscale, cioè, voglio dire, è un insulto all'intelligenza dei cittadini. Cioè, tu presti il 100, perché devi darmi di più? Questo vi dà l'idea anche, è stato giustamente detto, la preparazione finanziaria nelle scuole. Ma perché non cominciamo a farla con i nostri politici e chi si occupa di economia nel governo? Perché se noi siamo arrivati in questa situazione, qua faccio l'esempio che è banale, noi siamo una goccia nel mare finanziario, se siamo ridotti in questa situazione è perché chi ha fatto questo decreto di economia non capisce nulla. Tornando al sistema bancario, tutti gli indicatori, tutti gli esperti di economia parlano di una prossima crisi finanziaria. Vedremo l'attivismo delle banche centrali, purtroppo noi abbiamo la BCE che evidentemente arriva sempre con un certo ritardo a capire la situazione, però la situazione è problematica anche perché va dimenticato che questo tipo di titoli, obbligazioni fanno da base a derivati di altra natura, per cui è tutto un moltiplicarsi di garanzie su garanzie che richiamano a vecchie garanzie, poi alla fine arrivi sempre alle obbligazioni. Cadendo di valore quello, automaticamente esponi la banca che non abbia altri asset patrimoniali in difficoltà. 2 settimane fa io ho letto un report, diceva dopo il Credit Suisse toccherà Deutsche Bank, Société Générale e Monte dei Paschi di Siena. Per adesso hanno imbroccato Deutsche Bank, speriamo che sbagliano altre 2. Ma Monte dei Paschi di Siena è stata aiutata, salvata da presidenti. Si parla di complessivamente alla fine si parla di 18 e 30 miliardi a seconda di quanto calcoli il valore, gli investimenti pubblici. L'ultima tranche, quella se non ricordo male, del grande Padoan, grandissimo ministro dell'economia, adesso presidente di Unicredit, fu di 6 miliardi e 7, il valore attuale mi sembra 6 miliardi e 7 di soldi pubblici, adesso mi sembra valgano 300 milioni, soldi italiani che Padoan ha preso col governo Renzi, perché il governo Renzi era il governo dei migliori, che abbiamo messo 6 miliardi e 7 per avere la maggioranza, adesso vale mi sembra 300-400 milioni. Va bene, allora in questo tragico evento vediamo il secondo contributo. Bancomat o contanti? Una volta c'era il baratto, poi sono arrivate le monete e le banconote. Ad introdurle erano stati i cinesi nel 600 d.C., durante la dinastia Tang.
Da allora ad oggi il denaro ha cambiato più volte aspetto fino a diventare virtuale, un semplice numero digitale. Ormai i metodi di pagamento elettronici nei paesi sviluppati sono diventati una consuetudine, ma l'obbligatorietà del suo utilizzo da qualche anno ha acceso non poche polemiche. Ricordiamo che in Italia il POS è obbligatorio dal 2012, cioè all'epoca del governo Monti, entrato in scena in piena crisi economica e politica. Non a caso lo stesso tema è tornato in auge nel corso della pandemia e delle sue conseguenze sull'economia del paese. Nulla è cambiato nel 2023, anno in cui il governo ha prima proposto e poi rinunciato alla mozione dell'obbligo di accettare pagamenti elettronici al di sotto di una certa soglia. Il POS quindi è tuttora obbligatorio su qualsiasi importo. Obbligo che vale anche sui cosiddetti micropagamenti, cioè transazioni al di sotto di 5 euro. Se il cliente vuole pagare un caffè con la carta, l'esercente non può rifiutare. È indubbio che il valore di una banconota resta immutato dall'inizio alla fine del suo utilizzo, passa di mano in mano mantenendo inalterato il proprio valore per un numero indefinito di pagamenti. Lo stesso non possiamo dire per i pagamenti digitali, sicuramente comodi, ma che comportano un costo minimo che moltiplicato per miliardi di operazioni rappresentano un guadagno continuo per banche e circuiti che gestiscono le transazioni. I pagamenti con moneta digitale sono un servizio e come tale hanno dei costi che vengono scaricati sull'esercente e l'utilizzatore della carta. Il guadagno per ogni operazione viene divisa fra 3 soggetti. La banca che emette la carta trattiene lo 0,2% per le transazioni con il bancomat e lo 0,3% per quelle su carta di credito. Il circuito su cui si appoggia la carta prende una commissione che va dallo 0,2 per il bancomat fino allo 0,5 per la carta di credito. Il POS è la macchinetta che legge la carta e se tutto è a posto dà il via libera. La banca o l'operatore che gestisce il pagamento per l'esercente applica una commissione che va dallo 0,3 allo 0,4%. Fino alla fine del 2023 Pago Bancomat ha azzerato tutte le commissioni sotto i 5 euro. Vuol dire che la colazione al bar pagata con Bancomat non ha nessun costo per il barista. Invece le commissioni delle carte di credito viaggiano mediamente sull'1,2%. Significa che su un conto di 20 euro in pizzeria il margine per l'esercente viene eroso di 24 centesimi. A tutto questo bisogna poi aggiungere il canone per l'uso del POS, in media 14 euro al mese. Alla fine, insomma, a guadagnare sono sempre le banche, ma che utilità c'è a far scomparire il contante? In un'economia senza contante, certo, si riduce l'evasione fiscale e le attività illegali. Tutti i movimenti però sono tracciabili con indubbi vantaggi in termini di marketing perché i dati una volta elaborati daranno una fotografia precisa di come vengono spesi i soldi e per cosa. Dall'altra parte però non si può pensare a una completa dematerializzazione del denaro. Per le persone più povere è uno strumento indispensabile, persone che non hanno accesso alla tecnologia e che sarebbero obbligate ad avere un conto in banca. Il contante in questo caso resta l'unica forma possibile per pagare o per sopravvivere. Prego, professor Lanzavecchia. Quanto ci costa questa carta di credito che portiamo in tasca e pensiamo che non, tutto sommato, siano soldi contanti? E quanto può guadagnare una banca? Perché sia dal venditore che utilizza la carta, sia dall'acquirente che la propone. E quindi questa è la prima cosa. Ma poi i contanti rimangono sempre dentro la banca, quindi se noi avessimo denaro un contante in tasca non l'avrebbe la banca e non si gioverebbe di quella credibilità che invece istantaneamente io pagando con la carta di credito prelevo da un conto e lo sposto su un altro e questa è un'operazione vantaggiosa per le banche. Prego. Allora, in effetti ci sono due questioni evidenti. Quella che si nota è il tema dei costi. Usare la moneta elettronica non è gratis e l'avete ben spiegato. Quello che nel gergo sono le commissioni di interscambio, come vengono ripartite
fra i 3 soggetti che avete spiegato, il costo che poi alla fine gran parte lo paga l'esercente, perché anzi credo che chi ci ascolta a casa crede che sia tutto gratis l'utilizzo della plastica. A loro suggerisco solo di stare attenti, perché essendo moneta elettronica che traccia esattamente dove eri, cosa hai comprato, apre tutto il mondo delle informazioni a scopi di marketing. Contro la privacy, ma anche ci sono certe app che anzi delle nuove applicazioni che ti consentono di andare a curiosare anche su più conti, che te li fanno vedere tutti insieme, ma vuol dire accentrare tutte le informazioni da parte del gestore di queste app. Per cui a voi che credete che sia tutto gratis, vi dico, state regalando le vostre informazioni, come Gmail non è gratis, come Facebook non è gratis, YouTube non è gratis, eccetera. Torniamo al discorso invece delle commissioni. Sì, forse in effetti quell'esempio corretto dei 20 centesimi a pizza non dà l'idea che moltiplicate per tutto il giro d'affari online, stiamo parlando di miliardi di euro, a vantaggio dei pochi club di network, insomma Visa e market leader, insomma, sulle carte di credito. Sì, in Italia c'è Nexi e Bancomat, ma si spartiscono la torta veramente in pochi. E in effetti Amazon e Google si sono già lanciate nel trovare la loro moneta elettronica per guadagnarci sui portali. Però secondo me c'è una cosa sotto traccia, che lo spunto che mi ha dato poco fa su prelevare il contante o lasciare in moneta elettronica. Ora, secondo me non è chiaro, ai più, ma magari mi sbaglio, che la moneta elettronica è un debito che le banche hanno nei confronti dei loro clienti. Cioè, quando noi spostiamo il saldo elettronico del mio conto corrente a vantaggio del conto corrente di un altro, la mia banca si è ridotta a un debito che ha nei miei confronti e ha trasferito il debito nei confronti di un'altra banca. Riassunto, la moneta bancaria elettronica è la montagna dei debiti che hanno emesso le banche. Il contante invece è il debito del sovrano, della zecca dello Stato, che ha la forza di legge di dire una banconota da 10 euro vale 10 euro e tu sei obbligato ad accettarlo per legge in questo Stato per il valore di 10 euro. Quindi quando, cari clienti depositanti, prelevate in effetti, come lui ha detto giustamente, dal bancomat, state riducendo l'esposizione che avete nei confronti della vostra banca, perché i 10 euro, i 100 euro che avete prelevato adesso ve lo garantisce lo Stato, mentre se li tenete in banca la banca si impegna a restituirveli. E ritorniamo alla crisi di liquidità. Unisco l'informazione del collega Pontello, del giornalista, che ha detto le banche hanno un grande concorrente in questi giorni, sono i fondi di investimento, sono i fondi che ti dicono ma non sai bene quale obbligazione comprare, metti i soldi nel fondo e ci pensiamo noi a scegliere l'obbligazione. In questo periodo, con i tassi che sono saliti, molti depositanti hanno cominciato a capire ma perché tenere i soldi allo 0% in conto corrente quando l'inflazione è al 10% e i fondi monetari il 3, il 4, il 5% me lo danno. Notate che sta arrivando la prima pubblicità già adesso di alcune banche in Italia che cominciano a dirti il conto vincolato ti rende il 4, ti rende il 3, ricordatevi che l'inflazione è al 10%. Quindi se una banca non è pronta a ritornare come aveva qualche anno fa, il tasso passivo, cioè deve remunerare la raccolta ai propri creditori, perché ricordate che avete prestato del denaro attualmente gratis, voi cosa fate? Molti cosa stanno facendo? Stanno chiudendo i rapporti, ritirando i soldi in banca per comprare i fondi. Ed è questo che è successo negli Stati Uniti, una massa di miliardi che è stata prelevata dalle banche verso i mercati, i fondi monetari che rendono di più del deposito in banca. E qui entra in gioco la partita finale. Si è osservato da un bellissimo studio recentemente pubblicato negli Stati Uniti dell'ufficio di ricerca NBER, National Bureau Research, americano, che è andato a vedere ma perché proprio Silicon Valley Bank è fallita. Hanno scoperto che ci sono il 10% delle banche americane che avevano un rapporto di patrimonializzazione, di forza finanziaria ben peggiore, ma non sono fallite. C'è un altro 10% di banche che avevano perso
valore delle proprie obbligazioni molto di più della Silicon Valley Bank per la regola matematica detta poco fa, ma non sono fallite. Ma allora, ce ne sono centinaia che sono molto meno capitalizzate, patrimonializzate, hanno messo da parte meno soldi e non sono fallite. Ce n'è un altro 10% che avevano perso di più sulle obbligazioni e non sono fallite. Cosa avrà mai di strano sta Silicon Valley Bank? Aveva i saldi di conto correnti per singolo cliente ben più alti della soglia garantita dai depositi. Negli Stati Uniti è 250.000 euro, in Italia è 100.000 euro. Che cosa vuol dire? Che se tu hai in conto corrente 1 milione di euro che non ti rende niente e capisci che forse anche non lo capisci, che la tua banca è rischiosa, in ogni caso cosa fai? Cominci a ridurre la liquidità da 1 milione di euro in conto e la abbassi. Quindi c'è stata una corsa ai prelievi, in questo caso per l'investimento nei mercati monetari, ma in realtà a sua volta si è osservato che c'erano delle sovraesposizioni di alcuni grandi clienti che avevano depositato molto. E qui arriviamo all'Italia, ma in Italia è così anche da noi? Cioè ci sono queste sovraesposizioni? Beh, vi do 2 numeri che potete verificare andando sul sito del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Allora, come è noto, ogni codice fiscale, ogni cliente di una banca è garantito fino alla soglia di 100.000 euro, giusto? Bene, sommiamo tutti questi saldi di 100.000 euro, moltiplichiamoli per il numero di clienti per singola banca che hanno l'importo fino a 100.000 euro e otteniamo il monte, il totale dei depositi garantiti dal fondo, che non è pubblico, è un consorzio tra banche, anche questo ricordiamoci che lo Stato non garantisce un bel niente. Quanto ammonta? Ve lo arrotondo, 700 miliardi. Cioè 700 miliardi è la somma dei tanti 100.000 euro moltiplicati per tutti i codici fiscali per banca, e cioè se io ho 100.000 euro in una banca e 100.000 euro in un'altra banca ne ho 200 garantiti e via così, no? Pensate che le imprese hanno tutte mediamente 10 conti correnti e anche un privato di una certa disponibilità finanziaria ha 2-3 conti, ecco dovete sommarli questi 100.000 euro, per quello si fa presto arrivare a 700 miliardi garantiti. Secondo voi, cari ascoltatori da casa, quanto abbiamo messo da parte per garantire i 700 miliardi in caso di crisi di liquidità dei vostri conti correnti garantiti? Guardate, non serve andare sul sito fondo interbancario fitd.it, ve lo dico io, meno di 6. Lui ha citato Monte Paschi di Siena. Sapete quanti sono i depositi presso Monte Paschi di Siena? Ve lo dico io, poco più di 70 miliardi, 7-0. Ora, non ho detto che sono tutti sotto la soglia ed è qui che arriva il caso Silicon Valley Bank. Perché se questi 70 miliardi fossero tutti sopra soglia, vabbè, non ci rischiamo niente. Pagheremo quell'unico che è rimasto sotto i 100.000 euro e tutti gli altri 70 miliardi non sono garantiti. E se fossero tutti sotto la soglia dei 100.000 euro, abbiamo 70 miliardi per garantirli? No, ne abbiamo 6 su 70. Quindi Silicon Valley Bank che cosa ci dimostra? Che questo rapporto di quanto capitale è sopra soglia in questi giorni è quello più rischioso, perché non sono garantiti, ma se non sono garantiti un investitore razionale, sano di mente, dice ma perché tenerli allo 0% quando senza rischiare, perché nei fondi monetari non si fallisce, non può andare a zero un fondo monetario, i vostri depositi sì, va e li mette sui fondi monetari. Questo è quello che ci insegna, se volete leggervi il paper, è in inglese, ma almeno l'Australia sono 20 righe chiarissime, usate dipol.com per tradurre, e vi dice chiaramente che il problema oggi è che in realtà, cari miei, i depositi, i debiti delle banche di cui alla moneta elettronica non sono garantiti e sono una massa sproporzionata. Il contante è l'1% di sto totale dei debiti in circolazione. Quindi non c'è ATM che vi salva, è inutile che correte allo sportello, non ce n'è di contante. Abbiamo creato un'industria sul nulla, l'industria finanziaria, i debiti finanziari. Ho capito. Quindi è un quadro... Come ci possiamo difendere? È un quadro preoccupante quello che abbiamo appena sentito. Come ci possiamo difendere? C'è un sistema oppure alla fine salterà tutto il sistema e si ricomincerà da zero? Per difendersi da crisi sistemiche di questa portata, la difesa individuale mi sembra conti o valga molto poco, perché qui siamo di fronte veramente a problemi diciamo di ben altra natura.
Cioè, se mancano addirittura i soldi nel fondo interbancario per garantire fino a 100.000 e tutti quanti dovessero correre allo sportello, siamo freschi. Io volevo permettermi di aggiungere una cosa, una nota su quello che è successo a Silicon Valley Bank. È chiaro che in un momento in cui c'è il rialzo dei tassi, perché praticamente si cerca di combattere l'inflazione, le imprese della Silicon Valley Bank cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto ricorrere sempre di più ai loro depositi, prelevare da quel po' che avevano per cercare di mandare avanti, oltre che i fondi monetari, questo sì è successo, però hanno cercato di ricorrere sempre di più al preleva oggi e preleva domani. È stata una crisi di liquidità di proporzioni enormi che poi si è accelerata nel giro di pochissimo tempo grazie a alcuni, diciamo, influencer, chiamiamoli così, della finanza, che con un tweet o con un suggerimento hanno addirittura determinato uno spostamento di circa, se mal non ho capito, 43 miliardi nel giro di poche ore. Cioè il fenomeno nuovo che mi pare di aver capito sia avvenuto qui, noi eravamo abituati alla corsa fisica allo sportello, no? Cioè si correva fisicamente allo sportello per cercare di portare via i soldi, si cavavano la coda e prima di svuotare i depositi bancari ci si metteva 10-15 giorni, magari un attimino ci si cercava di razionare già. Adesso con il cellulare nel giro di un'ora hanno svuotato i depositi bancari. Cioè, con questo non è che voglio criminalizzare i social, però anche le autorità americane si sono trovate di fronte a un fenomeno nuovo. Non che non ci fossero dei segnali, non è che non ci fossero, tant'è che la commissione, diciamo così, del governo americano, quella in tema di banche, sta intervenendo per mettere diciamo, tra virgolette all'agonia i manager di queste banche. C'erano dei segnali, ma non sono stati gestiti bene. Cioè, se tu praticamente banca sai che i tassi sono alti e che c'è il rischio di corsa al prelievo della liquidità o per un motivo o per l'altro, in qualche modo devi cercare di cautelarti. Tanto più che in America, come giustamente è stato detto, la garanzia, tra virgolette, è fino a $250.000 e non di più. Ecco, quello che non hanno fatto i manager di queste banche è stato quello di non adeguarsi a questa nuova politica di rialzo dei tassi, non è stato fatto. Dopodiché, per carità, ci sta tutto, però quello che è accaduto di fondo è che è mancato il sottostante, è mancata la liquidità. Quando manca la liquidità è chiaro che lo sportello bancario crolla, non c'è niente da fare, tutto il resto è carta straccia. Cioè, quindi non è che noi possiamo risolvere una crisi sistemica difendendoci da soli, il problema è molto più complesso. Dovessimo andare a parlare ad esempio di Deutsche Bank che ha fatto cric scricchiolando su 5 milioni di CDS, è vero, è poco credibile, per il semplice motivo che ha 42.000 miliardi di derivati OTC in corpo. Sono tutti strumenti ad altissimo rischio, ma questo lo sapevamo tutti da tantissimo tempo, eppure il governo tedesco riesce a gestire questa situazione. Certo. Altro problema, banche italiane, siamo lì, anche non è che sì, tutti quanti lì a stragarantire, però anche noi abbiamo, diciamo, dei collaterali a garanzia che sono fatti da titoli di Stato che hanno delle fluttuazioni di mercato. Nel momento in cui devi ricorrere a quelli e li devi svendere per recuperare liquidità, mandi letteralmente, purtroppo, il tuo portafoglio a terra. Quindi voglio dire, le situazioni sono abbastanza similari. Diciamo che da noi adesso dicono, con Basilea 3, dicono, dovremmo stare più tranquilli, dicono, però che io ci metta la mano sul fuoco, no. Ecco. Prego. Posso dire una cosa? Allora, ci sono due, qua manca un convitato di pietra che è lo Stato, cioè la classe politica, perché non va dimenticato che negli Stati Uniti durante il secondo mandato di Obama e quello di Trump sono state notevolmente alleggerite tutti i vincoli all'economia finanziaria, per cui esiste anche una responsabilità da parte della classe politica mondiale, americana, svizzera, italiana, a seconda dei punti di stati di riferimento. E ricordiamoci, io lo scrissi nel 2018, quindi 5 anni fa, che le due forme di potere nel mondo sono, in Italia in particolare, la gestione del credito e la spesa pubblica. La spesa pubblica viene gestita e viene ampliata grazie alla tassazione e soprattutto grazie all'emissione di titoli pubblici che molto spesso le banche con
notevole cortesia acquisiscono, per cui è evidente che esiste una complicità implicita tra quello che è il mondo politico e istituzionale, il sistema bancario, in particolare il sistema finanziario. Per quanto riguarda le soglie, è vero, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il sistema bancario garantisca il 10% siano dei depositi, ma perché la soglia di 100.000 in Italia e in Europa e 250.000 negli Stati Uniti rappresenta una soglia oltre la quale questi tendono, il paradosso è che tendono ad abbassarla qualora la banca dimostri degli scricchioli. Perché? Non dimentichiamoci che questa banca della Silicon Valley un mese prima di fallire è stata premiata come la miglior banca da Forbes, la miglior banca degli Stati Uniti. Quindi vuol dire che quello che trasmetteva all'esterno, anche nei social, era la miglior banca degli Stati Uniti. Nel frattempo, 3 settimane prima della crisi, il CEO aveva venduto, mi sembra, 4-5 milioni di titoli, sapendo perfettamente quanto sbagliato fosse la definizione, il premio ottenuto da Forbes e come fosse in realtà la reale situazione patrimoniale. Ma la soglia di 2,50, se io sono sopra la soglia di 2,50 e ho anche la minima percezione che la banca non mi stia andando bene, è legata al bail-in. Il bail-in, ragazzi, noi ci dimentichiamo che il bail-in costringe tutte le aziende, tutti i correntisti in Europa sopra i 100.000 a concorrere in una eventuale esposizione e crack finanziario della banca. Se io ho 1 milione, so che la mia banca è lì per andare, io innanzitutto rientro, anche se non è garantito, sotto la soglia del bail-in, che è 100.000 qui da noi, 2,50 negli Stati Uniti. Per cui il problema è il bail-in. E perché il bail-in è stato? Il bail-in non è altro che un regalo fatto alle banche, perché le banche non rispondono neanche più dai propri crack finanziari, ma vengono a chiederti i soldi. Praticamente il bail-in rappresenta il cambiamento sotto traccia, in modo vergognoso, appoggiato dallo Stato, di un contratto di servizio dove io porto i miei soldi, ottengo dei servizi, me li pago e pazienza. Il bail-in ha cambiato questo contratto da contratto di servizio a contratto di rischio. Perché se io sopra i 100.000 devo concorrere a eventuali disavanzi della banca o crack finanziari, io non ho sottoscritto contratti di rischio come gli azionisti, che è un investimento a rischio, non partecipo neanche all'assemblea degli azionisti, per cui non posso neanche intervenire nel sistema gestionale ed eventualmente scegliere votando un management. Per cui è un regalo fatto dagli stati alle banche che è clamorosamente sbagliato. Però sembra che tutto il mondo finanziario lo consideri una cosa estremamente normale e democratica, quando invece i correntisti non solo ti danno i soldi a debito, ma partecipano anche all'eventuale esposizione pur non intervenendo nella gestione della banca. Questo è il quadro di quanto sia sproporzionata e quanto sia vergognosa la complicità tra chi fa le norme, cioè il sistema politico, e il sistema bancario. Certamente. Allora, cosa ci aspetta il futuro? Il futuro del sistema, io spero di riuscire a dividere quello che è l'economia reale dall'economia finanziaria, perché l'economia finanziaria, da quello che dicono tutti i massimi esperti, si presta ad un forte problematiche nei prossimi mesi, che interverrà per tutta una serie perché c'è il discorso, esistono anche, poi non dimentichiamoci le politiche delle banche centrali. Cioè, noi abbiamo un'inflazione importata e aumentiamo i tassi. Negli Stati Uniti hanno un'inflazione alla domanda e aumentano i tassi, giustamente, anche se è un po' scolastico, ma comunque ci può stare. Noi le importiamo e creiamo ancora più difficoltà al sistema economico che già importa un'inflazione, aumentando i tassi, quando invece in questo contesto bisognerebbe invitare anche gli stati a abbassare le tasse, altrimenti tu non puoi sempre strozzare completamente il sistema economico. Ma però non si potrebbero creare, per garantire i risparmiatori, la banca, diciamo, che è una sorta di salvadanaio dove metto i miei soldi, non voglio investirli, sono sicuro che sono lì e rimangono là. Da una banca di investimento dove io decido di mettere i soldi, 1998, so che rischio, faccio i miei soldi, ma io non posso essere la vittima di altri che fanno speculazione. E torniamo al discorso che abbiamo fatto prima. Sì. Tutto nasce da quello che secondo me è stato uno dei peggiori presidenti della storia degli Stati Uniti, Bill Clinton.
il quale tolse la divisione tra banche commerciali e banche d'affari. Se voi guardate tutti i fili economici, tutti i grandi banchieri d'affari erano a caccia di qualcuno che gli prestasse i soldi perché avevano grandi operazioni finanziarie da fare. Nel momento in cui tu hai tolto questa divisione, tu hai dato accesso alle banche d'affari che sognano operazioni fantasmagoriche, gli hai dato i conti in deposito e li utilizzano anche per chiedere soldi in prestito, perché non dimentichiamo CTL, TRO, che noi, la BCE che ti presti i soldi, tu hai il deposito garantito dai tuoi... È tutto sbagliato, ma queste sono scelte che sono state fatte 20, 30, 98 sono 18, 37 anni fa. Sono scelte disastrose, no, 27 anni fa, disastrose, che sono imputabili solo a una classe politica che è o disonesta o incapace disonesta di vedere oltre il proprio naso. Perché ribadisco, quella di Clinton fu una cosa epocale, con degli effetti talmente devastanti che si disse allora è quella che creò le basi per la crisi del 2008. Però Clinton è intoccabile, è un democratico, è una persona buona, ama i bambini e via di seguito. Invece sono queste le scelte che hanno portato il mercato finanziario a diventare, ad avere accesso a tutte le finanze che una volta non aveva. Questa è la realtà. Purtroppo sono tutte scelte politiche fatte precedentemente, i cui effetti ovviamente non è che si manifestano oggi, si manifestano nei decenni successivi, specialmente in periodi di crisi. Ed è questo qua. 2008 abbiamo avuto la crisi, non abbiamo capito nulla, perché non abbiamo capito nulla. Noi abbiamo avuto il quantitative easing, denaro a costo zero, addirittura tassi negativi. Possibile che nessuno... Io mi ricordo, io usavo questa frase: guardate che questa situazione è la sospensione della valutazione dei fondamentali dell'economia, per le banche, per le imprese e per lo Stato. Entrava di qua questa mia frase, usciva di là. Adesso purtroppo c'è stata la pandemia, che nessuno poteva ovviamente immaginare, ma quella è la realtà. Tu non puoi pensare che io ti venda il grano gratis. Invece ti davano il denaro gratis. Domanda: può un bene essere gratuito, addirittura avere un costo negativo? Posso venire a casa tua, ti vendo il grano, tu fai il pane e mi dai i soldi? Può essere possibile Ed era una sospensione perché era periodo eccezionale, c'era la crisi economica e si pensava che questo avrebbe incentivato. E siamo arrivati a bomba al 2023. Questa è la realtà. Ma questa è questione di economia. Perché purtroppo, ribadisco, noi abbiamo tutta una preparazione guarda, io cito Sapelli, per cui non mi assumo nessuna responsabilità. L'Italia ha i migliori imprenditori del mondo perché sono quelli che creano prodotto, i migliori operai perché sono quelli che trasferiscono questa conoscenza in prodotti reali, e i peggiori, e lo ribadisco, i peggiori manager del mondo che quasi tutti escono dalla Bocconi. Noi abbiamo una mentalità finanziaria che è quella che ha rovinato il sistema economico italiano. Ovviamente non siamo gli unici, ci mettiamo gli Stati Uniti e l'Europa. Questa è la realtà. Ma penso che le banche investiranno molto sull'elezione dei presidenti, mi pare che sia successo anche con Trump. Hanno anche le armi, anche il settore delle armi rendono molto, giusto? Ma è chiaro che tutti i grossi gruppi finanziari famosi sono i concessionari autostrade che finanziano tanto il centro-sinistra quanto il centro-destra. Bravo. Che uno dei due vinca, l'importante è che mi mantengano le concessioni. Vincono sempre. Esatto. Perfetto. Però il problema cos'è? Il problema è che siamo noi che diamo le concessioni ai privati, perché non le può gestire lo Stato come fanno in Svizzera e come fanno in Germania. Perché noi dobbiamo partire da un presupposto molto semplice, dobbiamo renderci conto che noi siamo l'Argentina dell'Europa. Sì. Abbiamo svenduto tutti i nostri patrimoni, specialmente quelli che indivisibili come le strutture, le infrastrutture, i treni, le autostrade. L'ENI, vi rendete conto che l'ENI e l'Enel hanno la sede fiscale in Olanda? In quale paese è possibile una allocazione fiscale in un paese al di fuori da quale operi di una società statale? Queste sono state scelte fatte nel 98, cioè abbiamo svenduto, regalato, e chi c'era al governo? C'era mica Berlusconi, c'era D'Alema. Sì, chi era il ministro dell'economia? Era Letta, l'ex segretario del PD. È a loro che bisognerebbe andare a tirare la giacchetta, invece sono ancora insensati come i grandi statisti italiani, ma queste sono le realtà. Scelte fatte. Poi ovviamente gli altri ci hanno messo il resto, ma se abbiamo accettato che Confindustria aprisse una sede in Romania, ma vi sembra normale che intendiamoci, è legittimo che uno delocalizzi,
Ma vi sembra normale che io che rappresento gli industriali italiani vada a aprire una sede in Romania? Cercare invece di fare in modo che le mie aziende restino in Italia. Certe operazioni si fanno in Romania, non si possono fare in Italia. Allora, dopo non lamentiamoci se il nostro sistema economico va come va. No, è che ci vorrebbe l'informazione e spiegare ai cittadini cosa stanno facendo questi personaggi, perché sennò alla fine gira e rigira, certo che possono... È chiaro che la gestione dell'informazione è uno dei volani vincenti per quanto riguarda la gestione di tutte queste situazioni. Grazie del vostro intervento, penso che i nostri telespettatori abbiano imparato qualcosa su questo movimento finanziario a livello mondiale, che mantengano una certa fiducia, che il governo si decida a fare le banche di risparmio e le banche di investimento, così siamo tutti felici e poi ognuno si prende la sua responsabilità. Vuole conservare il denaro, lo mette in una banca, vuole investire, lo mette su un'altra banca e deciderà lui del suo futuro, ma non possiamo dipendere naturalmente da degli speculatori. Grazie del vostro intervento. Certo, io ringrazio il professor Alberto Lanzavecchia per essere stato con noi, docente di finanza strategica all'Università di Padova, ringrazio l'avvocato Fulvio Cavallari, avvocato dell'Adusbef in Veneto, e ringrazio il collega Francesco Pontelli, giornalista economico. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, certo mi unisco all'augurio di Armando che insomma anche voi a casa abbiate capito e soprattutto controllate, tenete sotto controllo quelli che sono i vostri investimenti per capire anche che cosa sta facendo la vostra banca. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi noi torniamo con la nostra rubrica del memento, il nostro spazio per ricordare, per ritornare, aggiornarvi su temi che abbiamo già affrontato in trasmissione e questa sera torneremo a parlare di Venezia perché c'è una importante manifestazione in programma a metà aprile proprio nel centro storico di Venezia. Ne parliamo tra poco.